Autorità civili, militari e religiose, signor Prefetto, signori ospiti, buongiorno e benvenuti a questo incontro sul tema del 118 in Sicilia, eccellenza e innovazione al servizio della comunità agrigentina. Io sono Luigi Mura, questa mattina ho il piacere di moderare questo incontro, ringrazio l'amico Donino Farrugia che mi ha voluto coinvolgere. È un tema importante e ne parleremo con il dottor Gerlando Fiorica, direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, direttore del Dipartimento di Emergenza dell'ASP. Oggi rappresenta il dottor Capodieci. Benvenuto dottor Fiorica, un applauso. Grazie. Ne parleremo con il dottor Giuseppe Misuraga, direttore della centrale operativa 118 di Caltanissetta e Agrigento. Benvenuto dottore. Con il dottor Pietro Marchetta, l'amico Piero, vicepresidente SEUS 118 Sicilia. Benvenuto dottore Marchetta. E con il dottor Riccardo Castro, presidente SEUS 118 Sicilia. Benvenuto dottore Castro. Grazie. Prima di passare la parola agli autorevoli relatori, io vorrei invitare le gentili autorità a porgere un saluto partendo dal direttore della Biblioteca Lucchesiana Agrigento, Don Angelo Chillura. Prego Don Angelo. Ecco, buongiorno, benvenuti. Quando Dorino Farrugia mi ha chiesto di poter utilizzare la Biblioteca Lucchesiana per questa iniziativa, dico con piacere, anche perché la natura della Biblioteca Lucchesiana ben si accorda con la finalità del 118. Ecco, la Biblioteca Lucchesiana, secondo la volontà del donatore Andrea Lucchesipalli, che donò la città di Agrigento al popolo agrigentino, non alla città, al popolo, alle persone, la raccolta libraria, fece realizzare questa meravigliosa biblioteca, costruì l'edificio, poi la scaffalatura artistica dove collocò la sua collezione di 8.000 volumi preziosissimi. Ecco, lui poi nel testamento, fece un atto di donazione, anche nel testamento confermò questa volontà. La biblioteca è donata al popolo agrigentino, per cui gli agrigentini, io dico sempre, sono titolari morali, proprietari morali di questa biblioteca, perché lui volle che la biblioteca fosse non soltanto un centro di raccolta, di custodia, di collezione di libri, certamente questo, ma anche laboratorio culturale. Il laboratorio culturale lo concepiva ad ampio raggio, a 360 gradi diremmo, sia la conoscenza delle opere dei grandi scrittori del passato e contemporanei, ma anche come occasione di promozione del territorio. Lui è stato molto attento alla formazione, quindi faceva in modo che le persone potessero elevarsi culturalmente, ma aveva un'attenzione per le realtà sociali del territorio. Fece costruire delle strade, poi lui diede una buona somma, raccolse una buona somma per aiutare la popolazione stremata da un periodo di carestia, quindi comprò tanto grano, cioè una persona che si interessava di tutto. Per questo la biblioteca continua a svolgere questa funzione sociale, non soltanto di elaborazione del pensiero, ma ecco, attento a tutte quelle realtà che rivelano un segnale, un'attenzione per il territorio. Quindi il 118 e svolge questo servizio a favore della comunità, ben si integra con le finalità della Biblioteca Lucchesiana. Detto questo, nient'altro da aggiungere, grazie per quello che viene svolto nel nostro territorio e tutti quanti siamo testimoni di come questo servizio è efficiente, funzionale, tutti quanti in vari modi, o direttamente o indirettamente, abbiamo usufruito di questo servizio. Quindi grazie ancora e buon lavoro. Grazie Don Angelo. Io chiamerei immediatamente Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, il dottor Salvatore Caccamo. Grazie dottore Mula, grazie per avermi dato questa opportunità di rivolgere un saluto a tutti i presenti, ma principalmente un ringraziamento al Presidente del 118, al Direttore Centrale, Presidente del SUES, quindi l'ASP pure presente oggi,
in questo momento che si dona al territorio, perché diamo opportunità alla nostra comunità di conoscere ciò che fa il 118 a servizio del cittadino. Un saluto al signor Sindaco, Don Angelo Pillura, grazie sempre per dare queste opportunità. Lei quando si parla di apertura al territorio non si sottrae mai a queste occasioni, quindi è motivo anche per rivolgerle un sentito ringraziamento che va anche al libero consorzio comunale oggi presente. Io da parte mia non posso che evidenziare un aspetto che è il rapporto che mi lega al 118 nelle mie attività e nelle mie prerogative, perché io ritengo che costituisce un pilastro fondamentale nella emergenza-urgenza, perché noi ci avvaliamo dei tavoli prefettizi proprio del 118, ma per svariate motivazioni, che possano essere quelle di protezione civile, come anche recentemente tutto ciò che riguarda il nostro territorio in termini di presenze massive della popolazione, dei cittadini, e quindi in questi casi si impone anche un piano, una pianificazione che coinvolge il 118 nei servizi sanitari insieme all'ASP. Quindi lo facciamo proprio recentemente, laddove il territorio venga interessato da eventi di pubblico spettacolo oppure manifestazioni che, come ho detto, riguardano una vasta platea di cittadini, e allora in quel caso formidabile è il contributo che dà in termini sanitari il 118. Quindi lo ritengo, come ho detto, un pilastro assolutamente fondamentale nella sinergia tra enti istituzionali nel garantire assistenza alla popolazione e soccorso laddove è necessario. E poi però voglio evidenziare pure un altro aspetto, che tutto questo è assolutamente imprescindibile dal rapporto col SUES, perché per garantire servizi efficienti al cittadino a mio avviso è necessario che ci sia questa sinergia col SUES in termini innanzitutto di ammodernamento del parco mezzi, perché quello è assolutamente un aspetto da non trascurare. Così parimenti da non trascurare anche la formazione proprio costante, continua del personale. Quindi, però al di là di quello devo far emergere un dato che è assolutamente incontrovertibile, cioè proprio la professionalità, la dedizione e lo spirito di servizio degli operatori. Quindi questo è un aspetto che mi sento di evidenziare e che voglio restituire alla platea, perché è un merito di cui il nostro territorio se ne fa un vanto. Quindi grazie per questa opportunità. La sinergia non mancherà mai, il mio coordinamento laddove necessario lo svolgerò sempre e terrò sempre in alta considerazione il 118, perché fino ad oggi ha dato veramente un contributo importantissimo che ha garantito, e sono sicuro che avverrà nel prosieguo, quell'assistenza e quella presenza, perché vedere poi anche il presidio con l'autoambulanza molto spesso dotato anche di medico a bordo, e che sicuramente è motivo di garanzia e di sicurezza per i nostri concittadini. Quindi grazie ancora, non mi dilungo oltre, quindi do opportunità adesso a rappresentare le attività che svolgete nel particolare. Che dire, per me costituisce sempre, come dico in tante occasioni, anche arricchimento del mio percorso, per fare sì che possa trarre anche da questi momenti di confronto, da questi convegni, anche materia utile per le mie azioni giornaliere negli uffici che io coordino in prefettura. Quindi grazie ancora e buona prosecuzione. Grazie Eccellenza per il suo intervento. Io chiamerei
la capo di gabinetto del Libero Consorzio Comune di Agrigento, la dottoressa Maria Antonietta Testone. Dottoressa, la prego di mettersi da quella parte per una questione di videoriprese. Buongiorno a tutti, vi porgo il saluto del Presidente Giuseppe Pendolino, che è fuori sede e quindi materialmente oggi non poteva essere presente. Chiaramente noi come Libero Consorzio non abbiamo competenze sanitarie, però è chiaro che accanto al servizio, a questo servizio noi svolgiamo un ruolo, ritengo, importante, attraverso il miglioramento di quella che è la rete viaria, quindi cercando di fare importanti interventi di manutenzione straordinaria che comunque in questo ultimo anno sono stati portati avanti dal Presidente e che hanno l'obiettivo quello di rendere sicura la rete viaria e quindi migliorare i collegamenti, ed è chiaro che per un servizio come il vostro credo che sia di fondamentale importanza. Un'altra attività che noi svolgiamo non accanto ma a supporto indirettamente sono i processi educativi che portiamo avanti nelle scuole. Questo lo dico nella qualità di dirigente della pubblica istruzione, nella misura in cui le scuole da sempre cercano di fare processi educativi importanti di sensibilizzazione, di prevenzione nei confronti di quelle che sono le future generazioni. Ed è inevitabile dire che quando noi vediamo, come diceva poco prima il prefetto, il presidio con l'ambulanza, noi cittadini ci sentiamo molto rassicurati, ed è un plauso che va a tutti i dipendenti che svolgono sempre con estrema puntualità e professionalità il servizio di assistenza, perché ci auguriamo sempre di non averne bisogno, però laddove questo succede si instaura nell'immediatezza un rapporto di fiducia imprescindibile, di fondamentale importanza, che poi ciascuno di noi porta nel ricordo, perché ha un'immagine proprio visiva di quella persona che nel momento di estremo bisogno ci viene in aiuto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi porgo il saluto nuovamente del nostro Presidente. Grazie dottoressa Testone. Chiuderei con il sindaco di Agrigento, ma che è anche un medico, il dottor Francesco Di Cichè. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto a Sua Eccellenza il Prefetto, alle altre autorità militari e civili e religiose presenti. Io ringrazio questo tavolo per aver invitato il Presidente in prima persona, ma anche tutti gli altri qui presenti per l'attività che fate. Che dire, io sono anche in doppia veste, da sindaco e da medico. Prima ancora da sindaco e da medico, io ho sempre lavorato al fianco degli operatori del 118 sin da quando facevamo le visite ai migranti proprio al porto di Portoempedocle, parlo di 40 anni di attività, e poi in tutte le manifestazioni, le grandi manifestazioni, come diceva anche Sua Eccellenza il Prefetto, che ci sono in città, a questo punto da sindaco, per esempio il Mandorlo in Fiore, oppure la festa di San Calogero, quelle manifestazioni dove è previsto un cospicuo, numeroso numero anche di operatori, con i quali poi si lavora insieme come se fossimo un tutt'uno. Per esempio con il dottore Misuraca noi mettiamo su il presidio medico avanzato che ce lo dà peraltro la provincia, e poi io porto l'arredo, lui porta i farmaci, il defibrillatore, ci organizziamo come se fossimo un'unica struttura, e questo mi fa piacere perché è massima quindi la disponibilità, e con sistematicamente l'indomani della manifestazione io ricevo poi il report dal dottore Misuraca con tutti gli interventi che fate, e ne fate a centinaia, però in sicurezza e con massima tranquillità. Io vedo sempre gli operatori del 118 lavorare col sorriso, quindi questa è una cosa fondamentale che vi fa onore. Presidente, io sono onorato dell'invito e vorrei donare, che siamo anche colleghi, il libro che abbiamo stampato per Agrigento 2025, quindi è qualcosa di molto prezioso e a cui tengo tanto, ecco. Questo. Buona continuazione, grazie. Grazie signor Sindaco per il suo intervento. Bene, Presidente, so che lei deve andare via. Sua Eccellenza il Prefetto ha parlato di pilastro fondamentale dell'emergenza-urgenza e di contributo formidabile. Se vuole parlare? Sì.
Allora, intanto buongiorno, un saluto alle autorità civili, militari, religiose, un ringraziamento a Sua Eccellenza Dottore Carcamo, al signor Sindaco, che siamo appunto, ho scoperto oggi anche colleghi, per le parole carine, belle che hanno utilizzato per il nostro sistema. Beh, intanto che dire, la SEUS c'è, è presente, dà il proprio importante contributo a questo importante sistema che è il sistema dell'emergenza sanitaria. Sin dal mio inserimento nel 2023 abbiamo fatto tanto, io devo ringraziare, e qui lo dico pubblicamente, il dottore Piero Marchetta, che sicuramente articolerà anche una parte di storia nella quale io non c'ero, ma devo dire che in questi 3 anni abbiamo agito con sinergia, condivisione, e la sua esperienza per me è stata certamente abbastanza importante. E diciamo che ci sono state delle sfide, e ci sono delle sfide, ci saranno delle sfide importanti all'interno di questo territorio. Intanto l'organico, il rinnovo parco mezzi, la formazione, come diceva Sua Eccellenza il Prefetto. Un'altra sfida importante è quella della rete tempo dipendente, un'altra sfida importante è quella del raggiungimento, a volte essendo una geografia complessa, il territorio complesso, il raggiungimento anche di territori abbastanza complessi in uno splendido territorio come quello agrigentino, e poi il supporto, la tutela di questi ragazzi, di quelli che chiamiamo angeli del soccorso, che sono i nostri operatori, i nostri autisti soccorritori. Sull'organico ci stiamo impegnando con il dottore Marchetta, il vicepresidente, per cercare di potenziare l'organico. Sul rinnovo parco mezzi di recente l'abbiamo portato a buon fine, siamo appunto nelle fasi in cui dovrebbero essere sostituite le vecchie ambulanze con le nuove, e la formazione è stato il primo asset che ci siamo dati dall'insediamento per rendere questi ragazzi sempre più aggiornati. Sulla rete di tempo dipendente, essendo ad Agrigento, permettetemi di sottolineare il premio importante che ha ricevuto il premio del programma IEMS Angel Awards, che ha ricevuto la centrale operativa Caltanissetta Agrigento Enna, il mio amico Giuseppe Misuraca, che è stato indicato fra le eccellenze nella gestione preospedaliera dell'ictus. Parliamo della terza causa di morte in Italia e della prima di disabilità. Quindi devo dire che sulla rete tempo dipendente questo territorio ha un'eccellenza, che è la centrale operativa, che è Giuseppe Misuraca. Sul raggiungimento di territori spesso difficili sono state fatte tante cose. Sono stato presente in numerosi eventi dove sono stati individuati dei territori tra virgolette cardioprotetti. A Raffadali nel settembre del 2024 c'è stato un bellissimo evento dove sono stati geolocalizzati diversi defibrillatori, quindi c'è comunque un impegno, una sensibilità. E poi noi come SEUS siamo stati parte integrante, importante nel progetto 118 digitale, un progetto che consente una geolocalizzazione dei mezzi di soccorso, una dematerializzazione della scheda sanitaria di bordo e una più rapida connessione fra l'equipaggio e i pronto soccorso, in maniera da far arrivare in maniera più rapida quello che è l'utilizzo dei farmaci e la diagnosi che viene fatta a bordo. C'è stato anche in quel senso un grande impegno, lo abbiamo concluso con l'assessorato e devo dire che in tal senso possiamo essere orgogliosi. Poi la sicurezza di questi ragazzi, di quelli che poi sono il braccio operativo della SEUS 118. Devo dire che in tal senso c'è stato un grande lavoro con l'RSPP, con Sciolto sulla sicurezza, abbiamo fatto delle campagne di sensibilizzazione importanti quando c'è stato un periodo dove ci sono state veramente un corollario di aggressioni continue. Noi ci siamo sempre messi come parte principale in prima linea di difesa.
In alcuni territori abbiamo portato avanti importanti deterrenti come il panic button, insomma questi ragazzi sanno che non sono soli, ragazzi che, permettetemi, io due parole le vorrei sempre sottolineare di questi angeli del soccorso, e sono poi coloro, noi siamo dei portavoce, giusto Piero? Loro sono coloro che ci mettono il cuore, ci mettono l'anima, sono coloro che si approcciano in prima linea nei soccorsi, e quindi a loro tutta la comunità siciliana deve dire grazie, perché non è semplice quello che fanno, e vorrei sempre ricordare, perché credetemi non è facile far passare questo messaggio, a volte anche tra colleghi io vedo che non è facilmente percepibile, ma loro non fanno barellamento e sbarellamento, loro fanno qualcosa di più importante, non sono coloro che devono sbarellare o barellare, hanno una grande responsabilità, e proprio in tal senso io ritengo che la sfida più importante è il riconoscimento della figura, il riconoscimento legislativo della figura dell'autista soccorritore, per dare dignità, diritti e tutela a questo importante ruolo professionale. Bene, io vi taccio perché Piero avrà sicuramente cose importanti da dire in quella che è la sua storia. Io lo ringrazio di nuovo per quella che è la nostra condivisione, ringrazio tutti, ringrazio davvero chi ha organizzato in maniera capillare questo evento, la Seus, possiamo dire che c'è e sarà sempre presente. Grazie. Grazie Presidente per il suo intervento e soprattutto grazie per il suo intervento e soprattutto per aver sottolineato l'importanza degli angeli del soccorso, tutti questi uomini e donne che ogni giorno si spendono per portare tempestivamente soccorso ai cittadini. Quindi il 118 in Sicilia non è solo un servizio di emergenza, ma un vero e proprio sistema integrato di cura. Di questo ne parleremo con il dottor Gerlando Chiodica. Prego, dottore. Buongiorno a tutti. Intanto porto i saluti dalla direzione strategica e direzione generale, che oggi è assente per altri impegni istituzionali. Vi ringrazio per l'invito. L'argomento è un argomento molto interessante perché ci vede impegnati in tempo reale, quotidianamente. Qui ci sono tanti soccorritori che ci conoscono bene perché siamo parte integrante di questo sistema. E mi veniva da pensare, sentendo le parole del sindaco in occasione delle manifestazioni, le grandi manifestazioni nelle quali ognuno dà un contributo, ed è vero così. In effetti quello che è il sistema 118 oggi in Sicilia è un sistema altamente professionale nel quale ognuno di noi dà un contributo, e ognuno di noi fondamentalmente costituito da tre diversi attori, tre principali attori. In alto, prima da tutti, c'è la centrale operativa, che poi è la mamma che organizza tutto quello che va fatto quel giorno lì, no? Quindi le chiamate, il dispatch e così via. La Seus, senza la quale 118 non potrebbe esistere, perché sono loro che ci danno i mezzi, ci danno personale altamente qualificato, questi angeli del soccorso di cui si è parlato, con i quali io lavoro costantemente a stretto contatto, perché anch'io sono operatore del 118 in quanto medico rianimatore. E poi ci siamo noi come ASP. Noi come ASP diamo il terzo pezzettino della torta, cioè nel senso che contribuiamo attivamente dando quello che è il personale sanitario, quindi gli infermieri altamente qualificati, tutti infermieri afferenti ad area critica. Quando per area critica si intende tutto quello che gira intorno al paziente con compromissione importante dei parametri vitali, quindi infermieri che lavorano in terapia intensiva, in pronto soccorso, in cardiologia, in emodinamica e così via. Poi medici inquadrati come medici di emergenza sanitaria territoriale, che sono anche loro afferenti all'ASP, che si occupano di appunto soccorso su strada, e quando c'è la possibilità, perché adesso superato il gap purtroppo delle università nelle quali trovavamo pochi specialisti in anestesia e rianimazione, oggi questo gap lo stiamo gradualmente superando facendo le convenzioni con le università. Oggi siamo in grado di mettere a bordo dei mezzi anche gli anestesisti e rianimatori, dando ovviamente un valore aggiunto in più a quello che è il soccorso territoriale, che immaginatevi di avere a casa del paziente una mini terapia intensiva che va a gestire il paziente nella sua gravità direttamente al domicilio.
e quindi siamo passati da una fase in cui si prendeva il paziente e si scappava nel pronto soccorso più vicino, siamo arrivati a una fase in cui si prende il paziente, si tratta a casa e lo portiamo nel posto più idoneo, non quello più vicino. Perché? Perché appunto si parlava di reti tempo dipendenti. Non ha senso portare un paziente con un'IMA, un infarto miocardico acuto in atto, in un ospedale più periferico, sapendo che l'emodinamica, ad esempio, è ad Agrigento, quindi sarebbe semplicemente una perdita di tempo. Quindi questo è il concetto che oggi va, diciamo, è alla base del soccorso d'emergenza territoriale. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio Sergio, Piero, la Seus, il dottore Misuraca, la centrale operativa, per tutto quello che fate a stretto contatto con noi, e questa è una collaborazione che ovviamente non potrà mai finire, perché noi siamo i fornitori, voi siete quelli che usufruiscono del nostro aiuto. Grazie a tutti. Grazie dottore Fiorica, quindi parliamo di due strutture complementari, ASP e 118. Ma entriamo nel cuore di SEUS, che è un acronimo che sta per Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria 118 Sicilia, e parliamo appunto di cosa, andiamo proprio nello specifico. Stiamo parlando comunque di un territorio complesso, la provincia di Agrigento, ne aveva parlato la dottoressa Antoinetta Testone, citando le strade, l'importanza della viabilità, ma ci sono anche le isole minori, eccetera. Ecco, come si pone tutto questo SEUS Sicilia? Prego. Buongiorno, volevo salutare tutte le autorità civili, militari e religiose presenti e ringraziare l'amico Riccardo Castro, Piero e tutta naturalmente gli operatori della SEUS che sono oggi qui presenti. Il dottore Fiorica diceva il ruolo di coordinamento della centrale operativa 118. Effettivamente noi abbiamo un ruolo di coordinamento tra queste diverse anime del sistema, proprio viene chiamato sistema di emergenza-urgenza proprio per raffigurare come l'interazione tra le diverse anime sia fondamentale. Il territorio della provincia di Agrigento. Il territorio della provincia di Agrigento è tanto bello, tanto complesso. È bellissimo, ma per noi sicuramente rappresenta lo stress test quotidiano del soccorso in emergenza. Vi spiego il perché proprio partendo dai numeri. L'anno scorso, nel 2025, il 46% degli interventi effettuati nella macroarea è avvenuto in provincia di Agrigento, quindi quasi la metà degli interventi viene svolto in questa provincia. È naturalmente la provincia della macroarea che ha fortunatamente un flusso turistico elevato, il flusso turistico in netto aumento, Sindaco. Io ho visto gli ultimi dati del 2025 che hanno visto un aumento dei flussi turistici soprattutto nella Valle dei Templi, ma anche nelle aree marine, litoranee della provincia di Agrigento. Naturalmente mette a dura prova il sistema che deve garantire la tempestività stagionale sempre con gli stessi mezzi. Naturalmente l'impegno dei soccorritori, dei sanitari che giornalmente naturalmente danno il loro contributo risulta fondamentale nel raggiungimento dei risultati. Il presidente Castro ha parlato di reti tempo dipendenti, ha parlato dei grandi traguardi che stiamo raggiungendo in questi reti tempo dipendenti, e naturalmente la rete dell'Ictus, che è la rete che in un certo qual senso era la rete dove eravamo più indietro negli ultimi anni, e ci ha imposto soprattutto per le disabilità che l'ictus purtroppo crea in soggetti giovani e l'elevato costo sociale che questo genera, di porre molta attenzione. Abbiamo raggiunto, e quando dico abbiamo, lo abbiamo raggiunto tutti veramente insieme, questo risultato. Speriamo naturalmente di migliorarlo. Il dottore Fiorica parlava di centralizzazione del paziente. Dobbiamo portare il paziente negli ospedali giusti, non nell'ospedale più vicino. Questo è un cambio di mentalità che dobbiamo far capire, ognuno di noi, nella nostra famiglia, nella nostra comunità, dobbiamo far capire alle persone. Non è l'ospedale più vicino l'obiettivo, è l'ospedale più idoneo l'obiettivo. Quindi questo è uno sforzo anche culturale
che vi chiedo, ognuno di voi, di cercare di divulgare nella nostra comunità, nelle nostre conoscenze. Come ci stiamo impegnando in questo? Lo dico perché naturalmente l'area agrigentina è un'area molto complessa, con delle aree interne, penso alle aree interne dei Monti Sicani, che hanno dei tempi di percorrenza e di centralizzazione veramente superiori all'ora, che spesso non sono compatibili con le patologie tempo-dipendenti. Come ci stiamo impegnando? Si parlava di tecnologia, stiamo usufruendo di dal 1° marzo di una nuova tecnologia con l'elisoccorso, che sono i visori NVG, quindi visori notturni, di origine naturalmente prettamente militare, ma che ora vengono utilizzati anche nell'ambito dell'aviazione civile. E questo ci permettono di atterrare di notte ovunque, non più in piazzole certificate dall'ENAC, ma di atterrare anche in aree idonee pre-surveyed, cioè quindi che andiamo a valutare, andiamo a verificare, e che ci hanno permesso già di censire, quindi già risultano operative, comuni dell'entroterra dei Monti Sicani, perché hanno veramente rappresentato la nostra priorità. Comuni come Bivona, come Cianciana, come San Biagio Platani. Stasera continueremo con un altro volo di censimento, sempre nella provincia di Agrigento, andremo a Cattolica Reclea, andremo a Caltabellotta, quindi per cercare di capillarizzare una rete di CTMs che ci permettono di, anche nelle ore notturne, di portare il paziente negli ospedali giusti. Naturalmente tutto quello che ha detto il Presidente Castro si riversa nel beneficio clinico verso il malato. Si parlava di tecnologia e naturalmente ormai abbiamo tutto digitalizzato, l'elevato sforzo del 118 digitale è stato naturalmente seguito dalla centrale che rappresento, proprio perché è stata sempre la centrale test, la centrale di prova, di sperimentazione di questo sistema, e quindi ci abbiamo creduto già da subito. Ma io dico, caro Riccardo, un altro elemento importante che per chi governa il sistema è fondamentale. Oggi abbiamo la possibilità di avere dei dati che ci permettono un controllo di gestione del sistema e capire quali sono quelli che vengono chiamati gli indici chiave di performance, che ci permettono di andare poi ad agire se dobbiamo modificare qualcosa, capire se gli indici di performance stanno andando bene oppure stanno andando male, e questo è innovazione per il sistema. Quindi grazie per l'occasione della giornata di oggi che avete come al solito magistralmente organizzato. Io voglio ringraziare tutti gli operatori SEUS presenti stamattina qua, gli operatori sanitari presenti, perché come diceva giustamente il sindaco è una provincia molto impegnativa, non solo nell'ordinarietà ma anche nella loro straordinarietà degli eventi, il Mandorlo in Fiore, San Calogero, il Taratatà che si svolge a Casteltermine. Sicuramente sono palestre per noi fondamentali, e senza l'interazione con la SEUS, che ci fornisce tutta la struttura logistica necessaria, e con l'ASP che ci fornisce tutto il personale sanitario e tutti i professionisti sanitari, tutto questo non può essere realizzato. Quindi grazie a tutti della giornata. Grazie dottore Misurata. Presidente, so che lei deve andare via, vuole intervenire? Sì, anche io sono costretto al tempo dipendente, perché alle 2 devo montare di servizio. Io volevo ringraziare tutti, ringraziare il dottore Mura, lei per la gentilezza, e lascio sicuramente Piero che saprà articolare il suo intervento, quindi sicuramente sarò ben affiancato. E niente che dire, volevo lasciare con fuori programma due creste al Sua Eccellenza, li lasciamo insieme a Piero e al signor Sindaco. Grazie a tutti, un abbraccio agli operatori, e davvero sempre in bocca al lupo e un apprezzamento per quello che fanno. Grazie.
Bene, la salutiamo con un applauso. Grazie Presidente. Noi andiamo avanti, caro Piero. Abbiamo parlato, il dottore Misuraca ha parlato di indici di performance, ma soprattutto di innovazione. E io con te vorrei affrontare questo tema, l'innovazione nel 118 SEUS. Prego. Io ringrazio tutti, ringrazio Lura per questa meravigliosa location questa meravigliosa location che ci permette di presentare la nostra società. Io prima di parlare dell'innovazione vorrei pure fare un excursus dei passi in avanti che sono fatti in questi ultimi anni. Ho l'onore di amministrare la società dal 2018, per cui è stato per un lasso temporale abbastanza ampio, che ha coinvolto la società poi in diversi momenti di difficoltà. Non dimentichiamo la pandemia Covid, che ha stravolto la nostra vita, ha stravolto i nostri processi organizzazionali. Innanzitutto chi siamo? Noi siamo una società interamente pubblica, senza finalità di lucro, che gestisce il trasporto terrestre dell'emergenza sanitaria in tutta la Sicilia, in virtù di una legge regionale da 5 del 2009, di un accordo quadro decennale che è stato siglato nel 2022, per cui abbiamo un accordo fino al 2032 che garantisce continuità all'attività che svolgiamo, e di un contratto di servizio che, oltre a affidarci il trasporto, ci affida pure una partecipazione nella gestione dei MUE 112, che è stato un importante modo innovativo, metodo chiamata, che poi compartecipiamo nell'attività delle centrali operative e compartecipiamo anche con la presenza dei nostri dipendenti anche a servizi ausiliari nelle aziende ospedaliere SOGE di tutta la Sicilia, quindi che prestano una importante attività. Abbiamo 252 postazioni, più una che è stata istituita l'anno scorso in emergenza a Lampedusa e Linosa. Di queste 253 postazioni in tutta la Sicilia, 18 sono nella nostra provincia di Agrigento, assistiti da 10 ambulanze con autisti soccorritori, 6 medicalizzate, di cui si parlava di importanza, e 2 con personale infermieristico. Abbiamo 2.498 autisti soccorritori in tutta la Sicilia, in provincia di Agrigento sono 184, in più abbiamo 330 operatori negli ospedali, più personale amministrativo, più personale del RUE. Siamo, qui c'è il dottore Barbagallo, direttore del personale della nostra società, che ringrazio per la presenza. Abbiamo quindi 3.050 dipendenti, quindi non è una struttura banale, è una struttura che come forza lavoro è una delle più grosse per Roma in giù, come forza di lavoratori. Abbiamo effettuato circa nel 2025 430.000 interventi in tutta la Sicilia, quindi siamo ben presenti. Quali sono state
le difficoltà gestionali. Innanzitutto nel biennio 2018-2020 si era fatto un accordo con la Regione Lombardia, ci siamo scambiati le informazioni, le reciproche esperienze e abbiamo posto in essere un miglioramento nei processi gestionali, quindi con Areo, il famoso accordo con Areo che poi nel 2000 è venuto meno, nel 2020, e quindi in quella prima fase abbiamo rivisto tutto il parco ambulanze, abbiamo risolto una serie di contenziosi con i lavoratori perché abbiamo chiuso, diciamo, certe vertenze e abbiamo garantito dei diritti. Nel 2020 siamo stati travolti dalla pandemia. Io ricordo le difficoltà, Giuseppe, che abbiamo avuto, non c'erano dispositivi di sicurezza, mancavano le mascherine sono arrivate scortate all'aeroporto di Sero di Falco, Bocca di Falco, scusate, a Palermo, scortate dalla polizia perché eravamo in un clima di completa emergenza. Le prime mascherine erano completamente insufficienti, quelle date dalla polizia civile. Io le chiamate dei miei angeli che erano preoccupati per i contagi perché c'era una preoccupazione, si lavorava veramente con grandissima difficoltà, sono stati veramente dei momenti traumatici, però ci siamo organizzati e anzi devo dire che questo è stato lo spunto per cominciare a organizzarci in sicurezza, processi di sanificazione percentuali, formazione del personale nella vestizione, e poi nel modo in cui anche si andava a soccorrere per evitare contagi, e dobbiamo dire che per fortuna il Signore ha avuto pochissimi contagi in tutto il sistema, perché era un fatto molto pericoloso. Forse abbiamo dimenticato questi momenti, ma li abbiamo superati. Quindi l'emergenza pandemica ci ha portato a riorganizzarci anche in termini di maggiore sicurezza per i nostri lavoratori. Dopodiché, tutta questa, diciamo, epoca della pandemia 2021-2022, abbiamo cominciato a riorganizzarci proprio in maniera digitale. Quindi c'è questa innovazione, per cui il convegno di oggi mira a questo. 118 innovazione. Proprio con una spinta sul digitale abbiamo istituito i due numeri 2 a Catania e a Palermo. A Catania abbiamo termini di risposta alla chiamata di 4,4 secondi, a Palermo di 6,1 secondo, poi Caltanissetta e Messina, che sono le altre centrali operative, si adeguano, quindi rispondiamo alla chiamata in maniera quasi subitanea, direi. E questo è un fatto che ci onora, anche noi lì siamo, diciamo, impegnati con il nostro personale e diamo un contributo che spero sia appunto accettato e che sia apprezzato. Ora ci stiamo spingendo oltre. Le ambulanze che stiamo rinnovando e abbiamo avviato la gara, anche qui ci sono sempre delle difficoltà burocratiche appunto negli affidamenti, perché si tratta anche di grosse forniture con contenziosi sempre che si pongono in essere, che ritardano anche poi la finalizzazione e l'aggiudicazione, perché ci sono queste problematiche. Comunque ora ci apprestiamo a rivedere anche il nostro sistema di ambulanze. L'ambulanza non più vista come mezzo di trasporto, l'ambulanza vista come terminale clinico mobile, in cui grazie alle tecnologie il trasportato arriva al pronto soccorso con già una ben visione di quello che ha, in maniera tale che perché tutto è il tempo, la vita dei trasportati, dei pazienti è il tempo, è la rapidità con cui noi riusciamo appunto a dare subito una capacità di soccorso. E quindi stiamo arrivando appunto a questo, stiamo arrivando a dematerializzare tutto, si sta spingendo sulla digitalizzazione, si spinge su un collegamento ambulanza-pronto soccorso che si interfacciano e permettono pure l'organizzazione medica nel migliore dei modi. Un altro aspetto a
cui stiamo lavorando e già abbiamo consegnato le prime divise, e abbiamo aggiudicato un servizio di lavanolo. Lavanolo è perché prima, diciamo, il lavaggio delle divise e dei dispositivi era fatto un po' artigianale, i dipendenti portavano a casa le divise e quindi non andava per la sicurezza. Ora abbiamo un lavanolo dove praticamente consegniamo le divise nelle postazioni già sanificate e ben, diciamo, pure imballate, in modo tale che chi arriva già trova le divise in maniera sanificate, e perché io voglio bene ai 3.500 angeli che giornalmente si spendono per la nostra città, e quindi è giusto che vengano tutelate, è giusto che la loro sicurezza venga appunto garantita. In ultimo abbiamo istituito una squadra delle maxi emergenze. Prima, nel 2020, abbiamo trasformato delle 4 ambulanze come se fossero le centrali operative, nel senso che abbiamo 4 ambulanze che di fatto, se dovesse succedere, io non voglio, una emergenza, un terremoto, così, abbiamo comunque nel posto di intervento delle ambulanze che fungono pure da centrali operative, quindi con la chiamata. Ma ora abbiamo costituito anche una squadra di maxi emergenza che partecipa in maniera attiva nei soccorsi durante questi eventi catastrofali. Io concludo, vi ringrazio per la presenza e per l'attenzione, spero che continuiamo ancora a migliorare in questo servizio a favore della nostra comunità, e vi ringrazio veramente per la presenza e per l'onore che ci avete dato appunto in questo momento di confronto e di divulgazione della nostra attività. Grazie. Grazie dottore Marchetta, ma io avrei una domanda al dottor Misuraca. Direttore, quando arriva una chiamata alla centrale operativa, cosa accade nell'immediatezza? Ecco. Allora, la chiamata ci perviene, come diceva il dottore Marchetta, dal NUE 112, quindi dal numero unico per l'emergenza, quindi che fa una prima scrematura della chiamata, individua la tipologia di emergenza e ci gira quella che è la scheda contatto, cioè già con i dati anagrafici del paziente e la geolocalizzazione del chiamante, che questo naturalmente già ci facilita tantissimo. A questo punto l'operatore di centrale operativa, che è un sanitario perché è un infermiere, inizia a fare delle domande, inizia a fare quello che viene chiamato il dispatch sanitario. Vengono fatte delle domande, prima naturalmente delle domande sui parametri vitali, quindi se il paziente, se eventualmente è un chiamante, quindi se vede il paziente, se il paziente è cosciente, se sta respirando. Dopodiché si scende naturalmente poi nello specifico del sintomo principale che il paziente o il chiamante naturalmente illustra all'operatore. A questo punto l'operatore, supportato dall'esperienza da una parte, dal sistema gestionale dall'altra parte, assegna un codice di gravità. Quindi naturalmente il cosiddetto codice colore, quindi un codice verde, un codice giallo o un codice rosso. A questo punto va ad allertare il mezzo di soccorso e anche in quella tecnologia di cui oggi si sta parlando, e c'è anche la geolocalizzazione del mezzo. Quindi noi non mandiamo più la postazione più vicina all'evento, ma mandiamo l'ambulanza più vicina all'evento, che è molto diverso, perché io possibilmente ho un'ambulanza di Raffadali che sta rientrando ed è quella che magari è più vicina all'evento, piuttosto che io devo fare partire da Viale della Vittoria un'altra ambulanza. Quindi la geolocalizzazione in tempo reale del mezzo, resa possibile anche attraverso i sistemi di bordo dell'ambulanza legati al 118 digitale, all'integrazione poi con il sistema gestionale, ci permette di mandare non solo il mezzo più vicino intanto,
ma poi anche il mezzo più idoneo, che può essere un mezzo di soccorso su gomma come una medicalizzata, quindi un mezzo di soccorso avanzato, o anche un mezzo di soccorso ad ala rotante, e qui già il vantaggio del NUE di averci dato già le coordinate geografiche da dove arriva la chiamata ci permette poi di passare al pilota e dire guarda, l'intervento è lì, e poi sarà il pilota naturalmente a indirizzarsi. E questa insomma un po' la catena. Grazie, dottore. Grazie. Mentre, dottore Giunta, abbiamo parlato di strutture complementari, ma non appena l'ambulanza arriva in ospedale, cosa accade all'interno dell'ospedale? Intanto la differenza su quello che è il codice di invio del paziente, perché è chiaro che i pazienti con un codice verde piuttosto che giallo ovviamente non necessitano, tra virgolette, consentitemi il termine, di un'attenzione immediata, cioè nel senso che non è un paziente che necessita di figure ultraspecialistiche già sul posto, per cui è un paziente che verrà accolto al triage, verrà triaggiato, quindi verrà rivalutata la condizione clinica del paziente, assegnata già a suo tempo alla centrale operativa e molto probabilmente già confermata anche dal personale di bordo, e quindi a quel punto, una volta confermato il codice, il paziente verrà avviato a quello che è il suo percorso terapeutico diagnostico fino poi al ricovero o così via. Se il paziente invece dovesse avere una compromissione importante di parametri vitali, quindi parlo di un paziente che arriva già dal territorio in codice rosso, la centrale operativa fa sempre una chiamata, quindi ecco anche lì la stretta collaborazione tra centrale, SEUS e ASP, quindi arriva la chiamata alla centrale operativa che avvisa che da lì a poco sta per arrivare un paziente in codice rosso. Quando sappiamo a priori che il paziente in codice rosso è in arrivo, o magari mi viene da pensare un paziente per cui è stato trasmesso già un ECG da Raffadali, un elettrocardiogramma con un infarto in corso, quindi uno STEMI in corso, immediatamente viene attivata quella che è, diciamo, l'emergency team, no? Può essere un trauma team, può essere un team di emergenza cardiologica, per cui il rianimatore, il cardiologo, tutte le figure che saranno interessate nella gestione del codice rosso si faranno trovare già in pronto soccorso. Quindi cerchiamo di ottimizzare il più possibile i tempi e di ridurre al minimo quelli che sono tempi morti, perché come dicevo poco fa, questo è un concetto, come diceva anche il dottore Misuraga, è un concetto che va stressato tanto, cioè oggi non siamo più nella fase in cui il paziente arriva in pronto soccorso e allora stiamo lì a fare fantascienza. Il paziente arriva in pronto soccorso già con una ipotesi diagnostica, che spesso e volentieri, avendo a bordo medico e infermiere, avendo la possibilità di fare un elettrocardiogramma in remoto, quindi con diagnosi in tempo reale, ad esempio dell'infarto del miocardio, è un paziente che va trattato nell'immediato, nel rispetto di quello che è la tempodipendenza della patologia. Non stiamo più a perdere tempo nel cercare di capire che cosa può avere. Quindi è un paziente che una volta arrivato ha un infarto in corso, necessita di emodinamica, nemmeno transita dal pronto soccorso, va direttamente in sala di emodinamica dove ci sarà l'equipe che lo aspetta per fare una coronarografia d'urgenza e l'angioplastica. Quindi questo è il percorso fondamentalmente che viene gestito. Grazie dottor Giunta. Dottor Misuraga, un'ultima domanda. In tutto questo c'è anche un aspetto umano. In questi anni c'è un aneddoto che ci vuole raccontare, che le ha fatto comprendere meglio a se stesso l'importanza del 118? Ma io sono tante forse le storie che mi hanno segnato e che l'aspetto umano poi naturalmente viene fuori. Intanto questo io me lo ripeto giornalmente, un po' confrontandomi sia in centrale operativa con i miei operatori, ma sia anche con tutti gli operatori che stanno al di fuori della centrale operativa, con cui ho un rapporto umano differente. Questo secondo me già è tanto. Naturalmente a me ha segnato tantissimo, perché l'abbiamo vissuta in questa provincia, quello che è successo a Ravanusa qualche anno fa, la strage di Ravanusa, dove mi sono trovato insieme
Massimiliano, il mio coordinatore, veramente a gestire una situazione brutta, non bella, e io ricordo solamente una cosa che mi ha forse veramente provato, che la ricordo sempre. Quando iniziarono a estrarre le vittime, avevamo individuato un'area per le salme, e l'area per le salme l'avevamo individuato in una classe di una scuola elementare, e quindi vedere quel contrasto tra i disegni gioiosi dei bambini e tutti quei corpi lì, quello è quello che non riesco a più indicare ancora. Grazie dottore Suraga. Vedevo, dottor che lei asseriva, ci racconti qualcosa? Io potrei scrivere un libro, però evito, potrebbe essere noioso. No, vabbè, sì, anche io episodi ne potrei raccontare veramente tantissimi. Ma rimanendo nell'ambito del soccorso, mi viene a pensare, ne parlavo l'altra sera con il comandante del soccorso, stavamo parlando del più e del meno, mi ricordo una chiamata in prossimità di Enna, ero di turno in elicottero, ci rechiamo sul posto, era sotto uno dei cavalcavia dell'autostrada, primo giorno di lavoro di un ragazzino di 20 anni, 22 anni, che andava a lavorare col padre in questo cantiere perché stavano rifacendo gli intonaci dei viadotti dell'autostrada. A un certo punto si stacca un pezzo di intonaco e cade in testa al ragazzo. Il ragazzo, ovviamente, immaginate come posso averlo trovato, no? Quindi atterriamo sul posto, prendiamo questo paziente, lo carichiamo, lo intubiamo, lo trattiamo sul posto. Lì torna il concetto, il posto più idoneo, quindi ci rechiamo direttamente in elicottero a Caltanissetta perché c'è la neurochirurgia. Il ragazzo viene accolto dal neurochirurgo, il quale ovviamente allarga le braccia al padre e dice: guardi, c'è nulla da fare, per noi questo è un paziente che non ha chance. E allora lì, rovescio della medaglia, cosa viene in mente? Ok, può essere un paziente che non ha più chance, però perché non ci proviamo? E allora questo ragazzo poi, del tutto in maniera forse caritatevole, direi quasi, viene portato in sala operatoria dal neurochirurgo. Insomma, la sintesi la faccio breve, il paziente alla fine esce dalla terapia intensiva con le sue gambe. Quindi questo mi fa pensare, il soccorso quando è fatto bene funziona. Quindi quando parliamo di rete tempo dipendente, di soccorsi, di qualità, di angeli del soccorso, tutto quello che vogliamo, tutto questo alla fine fa il bene del paziente. Ce ne accorgiamo noi che poi siamo quelli, diciamo, che questo paziente lo prendiamo, lo seguiamo, lo viviamo ogni giorno fino o al decesso o alla dimissione. Ci accorgiamo che quel paziente lì alla fine è stato gestito veramente bene. Mi viene a pensare, qualche giorno fa, per il venerdì santo, Ciangiana, un paziente venne arresto cardiaco, rianimato immediatamente da medici che si trovavano sul posto, infermieri, l'hanno defibrillato, il paziente non ha reliquati neurologici. Quindi questo ci lascia veramente capire che il sistema del soccorso non è uno scherzo, cioè è un sistema che va seguito, gestito, potenziato e alimentato, perché è quello che dà la vita alla cittadinanza. Grazie dottore Federica. Io farei un'ultima domanda a Piero Marchetta. Allora, tu poco fa hai detto che ci tieni molto alla tutela di questi angeli del soccorso, sono tanti, ma rispetto a questa forma di stress che vivono tutti questi ragazzi, il SEUS come si pone a tutela anche sotto questo punto di vista? Indubbiamente è un'attività molto stressante, c'è stata ormai un miglioramento anche con, e questa è un'altra cosa che ho dimenticato, abbiamo migliorato le relazioni con i sindacati e abbiamo quindi fatto diversi tavoli
proprio in cui stiamo proprio su questo, garantendo o cercando di garantire diciamo i giusti orari, le giuste cadenze. Purtroppo abbiamo oggi una mancanza di personale che sta portando gli autisti, i soccorritori a straordinari e quindi a turni più pesanti. Forse l'ultima cosa che ci manca è quella di iniziare, abbiamo parlato, vediamo se avremo le giuste economie del bilancio, perché purtroppo ci lega un contratto di servizio che ha una dote finanziaria su cui dobbiamo poi amministrare. Però penso che questo Consiglio di amministrazione prima della scadenza possa sicuramente avviare, parlavo con il dottore Barbagallo, una operazione di welfare in maniera tale da garantire anche ulteriori istituti, diciamo, agevolativi di benessere per i nostri dipendenti. Grazie Piero, siamo giunti alla conclusione di questo interessante incontro e desidero ringraziare il dottor Salvatore Caccamo, il prefetto di Agrigento, grazie per essere stato presente, un applauso al comandante provinciale Carabinieri Agrigento, il colonnello Nicola De Tullio, grazie signor colonnello, al tenente Massimiliano De Vito del comando provinciale Guardia di Finanza, grazie per la sua presenza, al comandante della capitaneria, il capitano di fregata Agazzo Tedesco, che è andato via per un impegno da qui, sì, la dottoressa Maria Antonietta Testone del Libero Consorzio Provinciale di Agrigento, grazie dottoressa per la sua presenza, al sindaco di Agrigento, dottor Franco Miccichè, grazie signor sindaco, al direttore dell'INAIL, il dottore Buscemi, grazie Filippo per essere presente, al direttore della biblioteca lucchesiana, don Angelo Chiglura, grazie direttore, alla preside dell'istituto Enrico Fermi di Agrigento, la dottoressa Elisa Maria Enza Casellicchio e tutti i suoi ragazzi, grazie, al dottor Misuraca della centrale operativa e Caltanissetta Agrigento Enna, grazie dottore Misuraca, al dottor Fiorica, grazie dottore Fiorica, direttore dell'unità complessa di anestesia e di animazione dell'ospedale di Agrigento, e al dottor Castro che è andato via, e al vicepresidente Seus dottor Piero Marchetta e al componente del CTA dottor Marino Maria Stella. Grazie a tutti per essere intervenuti.